parte oggi il progetto Interreg Italia-Croazia QQ Plus, un progetto che ci si lavora su da 2 anni già, ma oggi ci sono i 2 giorni di festival dove stiamo facendo dei tour esperienziali in giro per il territorio attraverso agriturismi e punti, monumenti e punti più storici per promuovere il territorio anche attraverso prodotti tradizionali, ricette tradizionali. Questo progetto ci dà l'opportunità di valorizzare molto il territorio di Cividale e dei suoi dintorni, anche perché in veste di guida turistica del Friuli Venezia Giulia lavoro moltissimo su questo territorio e moltissime richieste in continuo aumento ci pervengono dai vari mercati, soprattutto dai mercati di lingua tedesca e di lingua inglese, che ci chiedono di poter scoprire queste eccellenze del nostro cibo, della nostra cultura. Le eccellenze sono proprio contenute anche all'interno di questo progetto. Lo scoprire queste aziende, assaggiare il gusto di ciò che loro producono, significa anche far conoscere delle destinazioni meno note, le cosiddette destinazioni minori, quindi fare un turismo lento, che è quello che la domanda turistica si aspetta di vivere in una realtà come la nostra. Quindi io colgo con grandissimo piacere questa ulteriore nuova possibilità che mi viene data anche dal progetto per poter svelare anche questa parte del territorio forse meno nota.